Eder. Mech. Pallister. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovic si concentrano su un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo. I capelli e i peli ritrovati sul corpo della donna e all'interno dei sacchi di plastica in cui è stato rinvenuto il cadavere. Tuttavia, su questi reperti pendono dubbi legati alla possibile contaminazione. Le immagini raccolte durante i primi sopralluoghi mostrano la presenza di operatori privi di adeguate protezioni come guanti e cuffie. Un dettaglio che rischia di compromettere l'affidabilità delle tracce trovate. Dal punto di vista scientifico, è noto quanto l'analisi del DNA nei capelli sia complessa. Il DNA nucleare, utile per ottenere un profilo genetico completo, si trova in quantità significative solo se il bulbo pelifero è presente, integro e sufficientemente ricco di materiale cellulare. In sua assenza, risalire all'identità di un soggetto diventa estremamente difficile. Gran parte delle tracce ritrovate sui luoghi di interesse investigativo si compone di peli e capelli privi di bulbo, quindi con quantità di DNA nucleare minime o assenti. Per superare questo ostacolo, gli inquirenti stanno valutando l'utilizzo di tecniche avanzate, come il sequenziamento del DNA mitocondriale tramite il sistema denominato Next Generation System. Questa tecnologia consente di analizzare il materiale genetico partendo anche solo dal fusto del capello. Il DNA mitocondriale, pur non offrendo un'identificazione individuale assoluta, può fornire elementi preziosi. È trasmesso per via materna e può essere usato per escludere o includere persone legate alla stessa linea familiare. Va sottolineato, però, che questa metodologia, per quanto promettente, non è ancora riconosciuta come standard ufficiale in ambito processuale. Pertanto, i risultati ottenuti tramite questo strumento non avrebbero, almeno per il momento, piena validità legale. Tuttavia, potrebbero essere utilizzati come supporto investigativo, fornendo indicazioni e orientamenti utili alle indagini. Sia la Polizia di Stato sia i Carabinieri dispongono delle tecnologie e delle competenze per eseguire questo tipo di analisi. Qualora i risultati fossero coerenti e replicabili, potrebbero essere sottoposti a una valutazione approfondita e, se accompagnati da un percorso analitico validato, potrebbero entrare a far parte degli elementi a supporto dell'inchiesta. Oltre all'analisi genetica, l'esame delle caratteristiche fisiche dei peli e dei capelli ritrovati potrebbe fornire indicazioni importanti. Colore, spessore, lunghezza, struttura e altre caratteristiche morfologiche possono contribuire a stabilire se questi elementi possano essere compatibili con soggetti già conosciuti alle indagini. Alcuni dei peli rinvenuti sono stati descritti come incolori e diversi dagli altri, con la presenza parziale di bulbi. Dettagli che, se incrociati con i profili dei soggetti sotto osservazione, potrebbero assumere grande rilevanza. In definitiva, nonostante le difficoltà tecniche e i limiti legali legati alla natura dei reperti, gli investigatori non intendono lasciare nulla di intentato. Ogni dettaglio viene vagliato nella speranza di arrivare a una svolta. La strada verso la verità appare ancora complessa, ma il ricorso alle nuove tecnologie e l'analisi meticolosa dei reperti potrebbero rappresentare un passo importante per avvicinarsi a una soluzione attesa da tempo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.